E dunque Ilaria Bianchi in quarta corsia ha vinto tutto quello che c'era da vincere a livello giovanile, Coppa Latina, Giochi del Mediterraneo, Europei Juniores e Mondiali Junior, e anche a livello assoluto è campionessa europea in vasca corta, campionessa del mondo in vasca corta, campionessa europea in vasca lunga, medaglia di bronzo nel 2012, finalista ai mondiali di 2013 e soprattutto la finale olimpica all'Aquatic Center di Londra, dove ha stabilito il primato italiano con 57,27. Ilaria Bianchi al passaggio più veloce, 27,74, vincitrice naturalmente quest'anno in questa gara allo Stadio del Nuoto di Riccione, campionati italiani assoluti. Lei porta colori del Nuoto Club Azzurra 91 di Bologna e delle Fiamme Azzurre. Si va a prendere la vittoria al meeting di Treviso dei 100 farfalla femminili. Ilaria Bianchi 59,00. In seconda posizione Claudia Hafnagl 101.54, e in terza posizione Erin Page Gallagher 101.81.